Buongiorno, oggi siamo a Gosaldo, in Agordino, al confine tra la provincia di Belluno e la provincia di Trento, e stiamo per salire a Casera Cavallera, che si trova a 1679 metri sul livello del mare. In questo momento siamo in località Domadore, che è invece a circa 1300 metri sopra l'abitato di Gosaldo, e siamo arrivati qua con la macchina, abbiamo parcheggiato e ora ci apprestiamo a salire. Per salire alla Casera Cavallera stiamo seguendo la strada forestale, che in questo momento è nel bosco, come si può vedere. Seguendo lungo la strada forestale e non è molto ripida, ha solamente dei tratti abbastanza ripidi, è in molti tratti cementata, cosa che non mi piace molto, però è inevitabile quando supera una certa pendenza, altrimenti si rovina. Però siamo quasi al limitare del bosco adesso. Lo vedete già, una canola grande. Siamo arrivati alla Manga Cavallera a 1679 metri sul livello del mare. Verso il Bivacco Menegazzi, che si trova a circa 15 minuti di cammino dalla Manga. Stiamo proseguendo verso Casera Camp, il sentiero è più o meno tutto in quota. Arrivati alla terza valle che dobbiamo oltrepassare, è questa qui alle mie spalle, e qui sembra esserci un piccolo torrente, mentre nella seconda valle non c'era alcun torrente in questo momento. E la Manga si vede, non si vede più la Manga, è appena dietro quella costa lì, quindi in 10 minuti saremo là.
arrivati alla Casera Camp, che si trova a 1750 metri sul livello del mare, e ve la mostro. E da qui, dalla Malga Camp, possiamo vedere la Croda Grande che si trova alle mie spalle, e poi la vista spazia veramente a 360 gradi e riusciamo a vedere la valle del Mis e alla fine qui alle mie spalle, e si riescono a vedere anche i paesi della Val Belluna. E inoltre nella direzione verso cui torneremo si riescono a vedere anche alcune delle frazioni dell'abitato di Gosaldo, e Gosaldo ha 99 frazioni. Adesso scenderemo verso la macchina. Questa volta non faremo la strada che abbiamo preso per salire, ma faremo un'altra strada che in minor tempo ci permetterà di raggiungere la macchina. E poi nella descrizione del video ho messo la traccia GPX del percorso, in modo tale che possiate vedere esattamente dove siamo passati.